Ciao ciao bambini, anche oggi una storia per voi. Buon ascolto. C'è un dinosauro al 13° piano. Benvenuto all'Hotel Palace, dice Ricky, il portiere d'albergo. Immagino che lei sia Mr. Sleepy. Le mostro la sua camera, Oh sì, prima è meglio è. esclama Mr. Sleepy. Ho davvero molto sonno. Eccoci, camera 104. Buonanotte, Mr. Sleepy. Mr. Sleepy ringrazia Ricky, si prepara, scivola sotto la coperta e spegne la luce. Ma mentre sta per appoggiare la testa sul cuscino, sente uno squittio. La reception! Sono Mr. Sleepy dalla camera 104. Qualcuno sta dormendo sul mio cuscino. Sì, credo che sia il topolino, risponde Ricky. Credo che abbia avuto una giornataccia. Anch'io! E non intendo condividere la mia camera con un topo. Così Ricky accompagna Mr. Sleepy in una camera al 2° piano. Dorma bene, Mr. Sleepy! Mr. Sleepy si sdraia sul letto e spegne la luce, ma proprio mentre sta per addormentarsi sente smuovere l'aria. Reception! Sbraita Mr. Sleepy. Qualcuno si è impossessato della mia coperta. Oh beh, sarà il maiale. Vuole che le porti un'altra coperta? No, poi no! Voglio un'altra camera! Grida Mr. Sleepy, infuriato. Così Ricky accompagna Mr. Sleepy al 3° piano, dove non ci sono né topolini né maiali. Mr. Sleepy si toglie le pantofole, scivola nel letto e sta per chiudere gli occhi quando... Plin, plin, plin. Mi dispiace, è un po' d'acqua che piove dal soffitto, spiega Ricky mentre Mr. Sleepy si dirige al 4° piano. Questa volta troverò la mia camera da solo. Infatti ne trova una al 5° piano. Oh, Mr. Sleepy, non penso che questa camera faccia il caso vostro, a meno che non vi piacciano... I ragni! Grida spaventato Mr. Sleepy. Svelto, per di qua, andiamo all'ascensore. Cosa ne pensate delle api? Oh, penso la stessa cosa dei ragni. Vi prego, saltiamo al 6° piano. Al 7° piano fa troppo caldo, all'8° piano fa troppo freddo e al 9° piano... Giraffe? Oh no! Mr. Sleepy è disperato. Ricky sorride. Indovini chi c'è al 10° piano? Il 10° piano è popolato da criceti. E dove vanno a finire le giraffe? All'11° piano. Allora andremo al 12°. Esclama Mr. Sleepy. Così vanno al 12° piano. Ma questa stanza è vuota. Dice sorpreso Mr. Sleepy. Non ci viene mai nessuno, spiega Ricky. Mr. Sleepy quasi non ci crede. Si sdraia e chiude gli occhi. È un tantino rumorosa, lo avverte Ricky, ma lui è già profondamente addormentato. Mr. Sleepy telefona alla reception. Non posso dormire. Non posso dormire con tutto questo rumore. Cercherò una stanza al 13° piano. Oh no, per carità, al 13° piano c'è, voglio dire c'è... Ma Mr. Sleepy non ha sentito ed è già salito al 13° piano. Non ci sono topi, né maiali,
Né pinguini, né serpenti, né ragni, né delfini, né api e neanche giraffe. E non c'è nemmeno l'ombra di un criceto. È una bellissima camera enorme con un lettone e un cuscino gigantesco. Spero che Mr. Sleepy non abbia problemi, pensa Ricky. Dream! Salve, sono il dinosauro del 13° piano e qualcuno sta dormendo sul mio cuscino. Ricky sospira. E Mr. Sleepy ha avuto una giornataccia.